Anche Favara celebra il 4 novembre, la giornata dell'unità nazionale e la festa delle forze armate. Autorità civili, religiose e militari, molti cittadini e anche dei familiari dei caduti in guerra hanno reso omaggio a questa importante giornata. Ai piedi del monumento ai caduti in piazza Cavour la deposizione di una corona di alloro e anche la scopertura della stele dedicata ai partigiani che è stata restaurata. Il sindaco Antonio Palumbo e il presidente dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra hanno avuto parole importanti per questa importante giornata, ma soprattutto per la pace nel mondo. Ascoltiamoli. Oggi abbiamo voluto far trovare il giardino pronto perché ricordiamo a tutti che verrà inaugurato ufficialmente la Sua Eccellenza il Prefetto il giorno 7, ma oggi era doveroso, la ricorrenza è oggi, abbiamo voluto dare un omaggio floreale alla presenza di alcuni parenti e familiari dei nostri caduti in guerra e abbiamo voluto pure rivedere la stele dedicate ai partigiani aggiornandola e ripulendola per questa giornata. Un gesto doveroso, la nostra comunità continua a ricordare chi è morto in guerra per noi e i nostri eroi partigiani che si sono sacrificati per un'Italia libera. Grazie alla ricerca di molti studiosi abbiamo appreso che Favara ha dato un grosso contributo alla prima, alla seconda guerra mondiale e alla lotta di liberazione. Sì, a volte pensiamo che questi eventi siano eventi lontani, che non ci hanno riguardato. La prima e la seconda guerra mondiale l'abbiamo vissuta tutta sulla nostra pelle perché qualcuno di noi ha sicuramente un familiare che è morto in guerra. Quello che invece abbiamo riscoperto negli anni, grazie al lavoro di tanti studiosi come ad esempio Pasquale Cucchiara, abbiamo riscoperto i nostri eroi partigiani, gente che alla fine era lontano dalla propria terra ma che ha comunque deciso di lottare e alcuni morire e rischiare la vita per liberare la nostra nazione dall'occupazione nazifascista. La città non dimentica questi figli. Favara non dimentica e questo è qualcosa di positivo. Grazie all'impegno profuso in questi ultimi tempi dall'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci sezione di Favara e in collaborazione con il Comune di Favara. È una festa che serve per far rivivere la memoria di coloro i quali sono morti per salvare la nostra patria. È un tema principale che ci viene suggerito a livello nazionale, è quello di sostenere con forza il tema della pace, specie in un momento nel quale nel mondo ci sono tantissime guerre che stanno distruggendo persone, che stanno distruggendo tutto quello che si incrocia, diciamo, nel momento in cui si viene a bombardare città intere, come avviene. Non voglio citarne per evitare che qualcuno possa pensare che voglia fare politica, ma la guerra c'è, le guerre ci sono, nel mondo ce ne sono una cinquantina ed è giusto che si ponga fine a questo momento. Lo abbiamo ricordato oggi questo fatto, questo avvenimento di Favara è importante perché lo vogliamo ripetere negli anni, vogliamo che questa festa riassuma il carattere che aveva negli anni passati, quando c'erano ancora vive le mogli e i figli di coloro i quali adesso non ci sono più,